Bentornati, continuiamo oggi con i lavori di ristrutturazione di questo muro. Per chi si fosse perso il video della settimana scorsa, ho demolito questo muro qua, demolito tra virgolette, togliendo tutto l'intonaco, togliendo tutte le superfici che si stavano sgretolando. Qui c'è un problema di umidità. È stato dato il primo prodotto, che è il Togler Red, è un prodotto traspirante fibro rinforzato apposta per fare questi interventi. Oggi invece andremo a utilizzare l'intonachino della Keracol, un tonachino fino, che è un rasante sempre traspirante, per rifinire al meglio questa parete qui. Dalla prima mano che è stata data là sono passati ben 4 giorni. Ok, oggi è martedì, è stato dato venerdì, quindi è bello asciutto. Adesso preparo l'impasto e cominciamo. Accidenti, non avevo acceso il microfono, scusate per l'audio. Da adesso migliora notevolmente. Sono passate un po' di ore, si è abbastanza asciugato. Ora prenderò il frattazzo e stiro bene e poi penso che darò una seconda mano. Ok, magari non si noterà molto, però tutta la parete è stata rasata, compresa l'angolo là in alto. Bene, quindi adesso lascio asciugare almeno una giornata, vengo a controllare domani per capire se è abbastanza asciutto da dare una seconda mano. Questa seconda mano sarà definitiva e poi finalmente si passerà alla fase successiva, che sarà scegliere che pittura. Ok, dopo 3 giorni che ho dato la prima mano di rasante, si è finalmente asciugato, passiamo a dare la seconda e ultima mano. Perfetto, tirato tutto il muro. Oh, guarda che robetta, guarda che robetta. Sono anche abbastanza soddisfatto perché è dritto, ovviamente non perfetto, ma non c'è un muro in questa stanza che sia perfetto. Mamma mia, questo era uno dei lavori più faticosi che c'era da fare sicuramente qua dentro. Niente, bisogna aspettare che si asciughi, quindi noi ci vediamo al prossimo passo di questo lavoro. Non so cosa stia succedendo, però stamattina sono sceso in laboratorio. Non so se vedete, questa foschia qui, questo qua è fumo di roba di bruciato. Da qua si vede meglio la prospettiva, che c'è la foschia. Cioè, vedete qua è tutto, però mi sembra arrivi da là. Però non ho ancora acceso niente, forse è dal compressore? Che sia qualche componente chimico? Non capisco da dove arriva. Ma c'è odore di bruciato, non penso che sia una roba mia. Qui l'odore è più forte, però non è un odore di legno bruciato. C'è una crepa nel muro qua. C'è una crepa nel muro e mi esce fumo? Porca puttana. Vedete da quel buco lì? Mi esce fumo da quel c***o di buco. Ma che storia è questa? Forse lì dietro c'è una vecchia camminella o un camino che hanno acceso i miei vicini e da lì mi esce fumo e non ne sapevo niente. Adesso vado a chiedergli se sanno qualcosa. Magari hanno un camino lì dietro. Muoio soffocato qua. Lì sopra in passato praticamente c'era il rosone di una stufa che è stato stuccato e lo usano i miei vicini che hanno di là da questo muro un altro garage e c'era una stufa lì sotto. Quindi un altro lavoro si è aggiunto alla lista, che è spaccare tutto quello che viene giù, cercare questo rosone e sistemarlo al meglio che si può. Yes! Ecco. Ma dai. Vabbè. E quando mi sono svegliato oggi non pensavo di fare un buco così nel muro. Quindi adesso preparo un po' di malta, un po' di rasante e tappiamo tutto.
Ottimo, quindi crepa sistemata, ristuccato tutto, preciso. Avrei dovuto dare una mano di colore per quella roba lì, però chi se ne frega. Bene, la parete è stata sistemata, grattata, stuccata dove si erano create delle piccole crepe. Ho ripulito tutto per terra dalle macerie. Ora finalmente passiamo all'ultima fase, che è pitturare i muri. Come sapete è una cosa che detesto fare, sia che sia rullo, pennello o a spruzzo, però oggi lo faremo a spruzzo, quindi preparo la macchina e cominciamo. La pistola non funziona, oggi la giornata è partita proprio male, non per questo solamente, però è un intoppo dietro l'altro. Non so se ho voglia di capire come funziona, vado di rullo e chi se ne frega onestamente. Yes! La voglia che c'è è incredibile. Money. Che bello questo odore di pittura appena data. Scusatemi per l'eco che ce n'è tantissimo, è una stanza completamente vuota, ma usciamo subito così evitiamo. Oh, tutto un altro... Oh, sentite qua. I lavori per il momento in studio sono terminati. Ce ne sarebbero altri da fare, tra cui sostituire il pavimento, ma è una roba che rimanderò un attimo per concentrarmi su dei lavori su commissione che ho preso. E, spoiler, vedete questi tavoloni qua in fondo di cedro? Prossimamente vedrete un video riguardo a questo progetto e sarà un super progetto, veramente bello, completo. Non vedo l'ora ragazzi di passare alla prossima fase dello studio, che al di là del pavimento va bene, tutti i lavori sono stati fatti, la maggior parte, bisogna solo cambiare il pavimento, ma la parte che preferisco è allestirlo, quindi trovare la sistemazione per ogni cosa, il posto giusto per tutto. Finalmente mettere le decorazioni e le robe, come allestirlo, dargli carattere, perché adesso è una stanza asettica bianca. Ovviamente c'è anche da fare tutto l'impianto di luci e ovviamente il trattamento acustico per far suonare bene questa voce, perché da quello studio lì voglio fare molte più live come quelle che abbiamo già fatto qualche settimana fa. Se ve la siete persa ve la lascio qua. Ne voglio fare altre e vi dirò di più, proveremo a farle anche su Twitch. Boom, altro spoiler. Vi ricordo prima di salutarci che se volete supportarmi trovate qua sotto in descrizione il link al mio shop dove trovate tutto il merch. Sto lavorando su nuovi prodottini da mettere anche su quello shop lì, quindi se non volete perdervi l'uscita iscrivetevi alla newsletter. E ringrazio ovviamente i Patreon che supportano questo show attivamente e noi ci rivediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.